Finalmente, dopo esserci sentiti al telefono, chiaramente è un piacere essere qui proprio con questo chef italiano che tiene alto il nome dell'Italia appunto all'estero, con una cucina, adesso poi ve ne parlerà, non necessariamente, ma devo dire sono reduce da Lugano, dai due sud, dove in effetti c'è una cucina che definiva italiana, con i prodotti che sono il massimo del livello internazionale che tutti vorrebbero avere, con delle culture particolari, cioè, certo. Dire che è una cucina italiana, se vuoi il meglio, è quasi inevitabile, sia nei vini che nei prodotti. Bene, ora vi presento Francesco Fezza qui nel suo habitat, ecco, anche se ama tornare in provincia di Salerno. Certo, sì, ecco, quindi nei mesi appunto invernali, quando questo bel posto che è il castello di Teul, quindi siamo Teul-sur-Mer, siamo in questa zona che è opposta al Cap d'Antibes, perché nel mezzo c'è chiaramente Cannes, quindi qui siamo la Napoule-Mandelier, poi c'è il porto più caro di Francia, più cher che è la Ragout, ho scoperto la RAG, è scritto Ragout ma è RAG, e c'è una piccola spiaggia privata che ho scoperto stamattina, sono andato a vedere anche qui dal nostro amico De Chelsea, c'è un matrimonio, ma mi sembra ci sia qualcosa anche qui tra l'altro. Sì. Bene, allora dai, raccontaci, noi ci consiamo sai, adesso controlliamo tutto, quindi appena un ristorante entra nella vita messa, chiaramente se ha le caratteristiche come questo posto qui, chiaramente poi diventa anche stella. Certo, è andata così. È andata così anche perché era, diciamo, è sempre stato il mio desiderio, è sempre stato il mio sogno da quando ho iniziato questo lavoro qui, grazie alle mie esperienze, a quello che mi hanno poi diciamo, no, quello che mi hanno trasmesso i grandi chef con i quali ho avuto l'onore e il piacere di lavorare. Dall'anno scorso ho sposato questo progetto allo Château di Teul, al ristorante gastronomico Mare Luna, con gli investitori, il gruppo BMF della famiglia Bertini. Abbiamo voluto davvero dare un segnale forte già dall'inizio al posto, al luogo, che è un qualcosa di incredibile. E quindi l'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo lavoro per poi arrivare oggi ad essere un ristorante stellato e far parte della Bibbia Rossa. Quindi siamo molto molto felici di questo. E voilà. Bene, quindi prima stella Michelin, dai, diciamo così, certo. Perché qui tra l'altro siamo nella zona adiacente il ristorante che dicevamo Mare Luna, che è un ristorante che si trova all'interno ma anche poi un affaccio. Sì, ecco, abbiamo una terrazza di 75 metri quadrati. Ecco, quindi c'è questo fuori dentro. Com'è? Esattamente. Noi quando appena inizia a fare buon tempo, quindi il servizio verrà fatto sulla terrazza, dove abbiamo una vista che affaccia sul porto di Teul e sulla costa di Cannes. E una vista qui, se mi posso permettere, è tipo la costiera amalfitana, cioè c'è il porticciolo, ci sono appunto queste curve, insenature, no? È molto simile. Infatti la prima volta che sono venuto qui, dopo aver trascorso comunque 10 anni a Parigi, quando sono venuto qui, la prima cosa che mi ha impattato, no? Davvero sentirmi a casa, avere questi ricordi, questo profumo del mare che avevo solo a casa mia, perché comunque vengo da una città che è molto molto vicina al mare, molto vicina alla Costa d'Amalfi, e abbiamo la fortuna di essere in una regione, se non la più bella regione in Francia. Nous avons la Champagne in Italia, che è la Campania. N'est pas metodo classico. Ok, bene. Quindi Mare Luna solo sera, non so cosa ne potrebbe pensare Pino Daniele. Sai che Pino Daniele aveva un ristorante? Ah sì? Sì, no, non in campagna, era lì al confine con Lazio, dove c'era lo studio di registrazione, c'era poi la moglie di quelle parti, e c'era questo punto. Sì, ma infatti il nome, diciamo, è
come una dedica, no, a Pino. Sono stato io che ho scelto il nome del ristorante, proprio perché la sua musica mi ha sempre ispirato e mi ha sempre accompagnato anche nei viaggi all'estero, nella mia vita, che poi io sono partito molto giovane dall'Italia, avevo 19 anni, sono venuto in Francia e voilà, quindi è sempre stato un artista che mi ha sempre accompagnato e ho voluto dedicare il nome del ristorante ad una sua canzone voilà, che si chiama Mare Luna proprio. Ascolteremo attentamente, chiaramente bene, ma sono tutte bellissime poi quelle. Sì, poi per ritornare agli orari di apertura noi apriamo solo ed esclusivamente la sera, facciamo dal martedì al sabato, proponiamo una cucina che è coerente con me stessa, no? Voglio dire, sulle esperienze che poi io ho avuto nel corso degli anni in cucina. Proponiamo una cucina che va tra l'Italia, la Francia e il Giappone, quindi una cucina molto vasta, molto originale, molto rischiosa e voilà, quindi proponiamo 3 menù, un menù signature che è composto da 6 piatti, il menù degustazione da 8 e un menù degustazione completamente vegetariano. Siamo uno dei pochi ristoranti stellati sulla costa che propone comunque 3 menù degustazioni, tra cui uno vegetariano. Ne siamo molto orgogliosi perché io con la squadra questo ci dà modo di allenare sempre la nostra curiosità, di creare piatti, di discuterne tra di noi e i clienti sono molto contenti di questa cosa qui, perché il menù vegetariano ha avuto un grande successo qua, anche perché anche persone non essendo prettamente vegetariane avevano questa curiosità di mangiare, di provare. Quindi incuriosisce, ecco, quindi come magari adesso per esempio c'è a New York questo ristorante che ha preso 3 stelle Michelin, che vabbè, quello è chiaramente, come stavi dicendo tu, è vegano, no? Tanto per capirci, perché comunque lo chef mangia così a casa, ma ce ne sono stati anche altri precedentemente. C'è un ristorante 3 stelle Michelin coreano, l'ultimo nuovo 3 stelle, che quindi anche perché da loro chiaramente c'è una città, neanche la più famosa, che ha più ristoranti di quel genere, quindi incuriosisce, quindi magari ci vai una volta solo, però ci puoi andare, ma a noi capita che ci sono dei clienti che vengono comunque 2 o 3 volte in un mese, perché sono dei clienti molto fedeli, no, alla cucina, ci fanno sempre molta fiducia, e anche il fatto di proporre comunque una degustazione vegetariano li incuriosisce per poter cambiare, e poi noi voilà, ci adattiamo sempre ai nostri clienti, perché vengono prima di tutto, vengono prima di qualunque riconoscenza in ogni guida del mondo. Per me viene esclusivamente sempre prima il cliente e poi i riconoscimenti e tutto quant'altro. Questa è una conseguenza della felicità dei clienti. Quindi usiamo questo menù per vedere appunto come che può essere un po' la tua firma, nel senso che secondo me in un menù sia vegetale che cosiddetto vegetariano, quindi con uova e praticamente formaggi, no? Prodotti che derivano dal latte, non so, ci vogliamo mettere anche il miele, perché è un terzo che magari così c'è tutto, e allora quindi lì si vede l'arte dello chef, secondo me. No? Poi Ducasse ha fatto anche lui un libro tutto sulla naturalità, insieme poi agli altri, Bruno Cimino, Jean-Luc Rabanel, anzi la cucina di Ducasse, come dicono a Roma, me mandi Ducasse, quando stava qui a Juan Le Pen, alle terrasse, aveva 2 stelle Michelin, poi l'hanno chiamato a Monte Carlo, sono diventate 3, quindi era questa cucina molto. La faceva anche Jacques Maximin, tra l'altro. Sì, che è venuto a trovarci la settimana scorsa. Ecco, c'era questa cura proprio del vegetale. Anche perché mettere in valore un vegetale si sa benissimo che è un po' più difficile che mettere comunque in valore
pesce e carne, perché parliamo già di prodotti di un certo livello, di un certo standard, e quindi questa cosa di voler mettere un menù degustazione vegetariano è stato un po' quella fiamma che ha acceso in noi la curiosità di lavorare al 100% con dei vegetali. E abbiamo scoperto, io e la squadra, che è un qualcosa che ci affascina molto, anche perché ci fa scoprire ogni giorno nuove tecniche per poter portare in alto il gusto, no, del vegetale stesso. Lavoriamo molto sulle fermentazioni, ci basiamo molto su delle tecniche che provengono dall'Asia, da ristoranti rinominati come il Noma, che sono tanti anni che voilà, è all'avanguardia, è un ristorante certo. all'avanguardia che è fonte di ispirazione per gli altri chef, quindi siamo molto contenti voilà, di essere uno dei pochi ristoranti stellati in Costa d'Azzurra che propone un ristorante. In effetti nessuno ancora rischia, ma anche in Liguria, tra l'altro, sono appena passato, cioè trasformano i contorni in effetti in piatti per il vegetariano, però mettiamoli in carta, insomma, dov'è il problema? Anzi, il ristorante si qualifica, io vedo che poi la guida Michelin considera molto questo. I degustazioni vegetariane che proponiamo sono piatti completamente differenti non ci sono alla carta. No. Ora vai, anche perché io poi ti farò conoscere Madame Crociani, che poi è l'architetto Stefano Pondi, che tra l'altro testa questi menù, perché poi certe volte, tipo Eleven Madison Park, che dicevamo prima, se sono vegani, l'architetto Pondi proprio nonostante sia vegetariana, perché molti dicono come è vegetariana, anch'io pensavo, e mi sono trovato sul lago di Como a dover mangiare 2 volte lo stesso menù, ecco, senza proteina. No, noi cambiamo molto, perché da quando sono arrivato qui, da quando sono arrivato qua, ho voluto conoscere, immergermi, no, nel territorio della Provence. Ho conosciuto tutti i piccoli produttori locali che ci circondano. Abbiamo la fortuna comunque di avere una vasta gamma di prodotti su cui ispirarci, degli artigiani che tutti i giorni lavorano per noi. Non bisogna dimenticare che dobbiamo aiutare, no, queste persone, questi piccoli produttori, queste piccole aziende, perché se non ci sono loro dietro di noi non possiamo mettere in valore poi i loro prodotti o prodotti coltivati in una certa maniera e rispettando alcune priorità, no? Perché oggi in più troviamo sui banconi del supermercato verdure che non sono di stagione, tutte perfette, quindi nella mia filosofia di cucina quello che mi hanno insegnato gli altri chef è proprio guardarti attorno, no? Guardare attorno dove sei, il territorio, cosa ha ad offrirti, ed è quello che facciamo, non c'è nulla di più semplice della cucina, poi fatta ad alcuni livelli, gioca con lo stress, con la pressione, sull'essere sempre all'avanguardia e tutto quant'altro, però non dimentichiamoci che la cucina è una cosa molto semplice, voglio dire, parti da ingredienti nostrani, da ingredienti di stagione, per poi trasformarli e metterli in valore. Quindi se non abbiamo poi questi artigiani, questi pescatori che stanno dietro di noi, non riusciremo a fare quello che facciamo oggi. Bene, quindi i piatti sono nel menù come è scritto, menù vegetariano? Menù vegetariano, che è composto da amuse-bouche completamente vegetariane, da 2 entrée, 2 plat, un pre-dessert e un dessert, e le mignardise finali. Quindi hanno i nomi, no? Sono dei nomi di piatti? Sono dei nomi di piatti. Allora, in questo momento siamo nell'ultima settimana degli aspergi, quindi abbiamo ancora gli asparagi verdi di Malmort, che è una città che è un'ora da qui, Malmort, ed è Messier Didier Ferron che ci consegna, no, queste sue prelibatezze. Lui mi fa anche
il caviale vegetale, che sono dei piselli, dei piccoli pisellini così, che si chiamano piselli lacrima in italiano, o in Francia si chiama goutte d'eau, perché sono talmente piccoli che tu puoi mangiarli con tutta la buccia. Allora, adesso tu, ecco, non l'abbiamo detto, Francesco si occupa solo di ristorante gourmet, però io questa mattina al petit déjeuner ho mangiato questi piselli Sì. che ci sono in questa preparazione. Ti consiglio, Certo. tu l'hai provata la breakfast, sì, conosci? no. Anche se non te ne occupi, devo dire, cottura si fa per dire, però in effetti c'è una cottura leggerissima, certo, e c'è quella croccantezza, quel piacere chiaramente, certo. che poi, come dire, solo quando vieni in Francia riesci ad apprezzare Certo. così. Ecco. Sì, poi ogni paese ha... Bene, allora, quindi questo è una delle altre, dicevi? Sì, uno degli entrée, quindi abbiamo gli asparagi cotti lactofermentati, quindi utilizziamo il 3% del sale per lactofermentare gli asparagi, perché vogliamo un gusto un po' più pronunciato, un po' più acido. Li cuociamo al barbecue Binchotan, quindi usiamo il carbone giapponese. Finiamo con delle erbe e dei fiori commestibili di Juliette, che è una ragazza che ha 3 ettari di giardino, che è a 45 minuti di qua, nel Var, nella regione del Var, e quindi è lei che ci consegna tutti i fiori, le pousses di stagione. Poi abbiamo i piselli goutte d'eau che dicevamo prima, con un pancake fatto con la chèvre fresca, no? Il primo caglio di chèvre, perché qui siamo in Provence e quindi ci sono solo capre, voglio dire. Il formaggio per eccellenza è quello di capra. Poi abbiamo gli artichaut poivrade, che ce li fa una signora a Mandolieu, e poi finiamo con una fregola che cuociamo con delle moriglie, che sarebbero le spugnole, e un miso di moriglie fatto da noi, che è data da un anno. Quindi noi prepariamo anche il miso, la salsa soia, le kombucha, quindi ci divertiamo molto sulle fermentazioni, facciamo un accordo me kombucha sul vegetariano, e voilà, quindi siamo molto contenti. Quindi pasta, niente, tu sei proprio già impostato in 3 piatti. Sì, no, io non faccio paste qui. C'è l'Italia dentro i miei piatti, ma sempre nell'equilibrio. A me non è mai piaciuto avere quel cliché che poi ti etichettano i francesi come chef italiano, quindi cucina italiana. Non è stato mai nel mio caso, perché ho una cucina che è molto personale, è molto identificativa, e originale, rischiosa, perché non mi va di semplificarmi la vita. Potrei, ma non è nel mio caso. Cerco sempre di essere voilà, all'avanguardia, per quando poi ho i mezzi per farlo, però con la squadra ho dei ragazzi molto investiti nel progetto. Parlano i risultati, perché comunque siamo arrivati qui l'anno scorso e quest'anno, grazie al duro lavoro, perché poi nulla scende dal cielo, grazie al duro lavoro, alla costanza e alla professionalità che io e i miei ragazzi mettiamo ogni giorno al servizio dei nostri clienti, la guida Michelin ci ha premiato con la prima stella. Quindi c'è la ciliegina sulla torta, che è questo chateau, appunto, di Teul, con lo chef che fa solo questo la sera, in questi 5 servizi alla fine. 6 servizi serali, quindi praticamente c'è un giorno di riposo. Abbiamo domenica e lunedì. Quindi c'è un servizio anche per i clienti, praticamente quasi quotidiano. C'è un bistrò, mi dicevi, sì, la che poi riguarda un alto cuoco. Ecco. Sì, che fa una cucina mediterranea, sempre basata alla Provence, e tutto quanto molto buona, generosa, fatta con prodotti genuini, pesce che prendiamo, come io e Sebastiano, che è lo chef di giù, prendiamo solo dai piccoli pescatori, cioè vengono qui direttamente, perché, quindi siamo sul porto. E tu sai che io sono nato gastronomicamente qua. Allora, la prima volta che venivo, chiaramente come tutti gli italiani, chiaramente volevo ordinare la pasta, ma non era in carta, e allora chiaramente con il mio amico francese Pierre Forgaz andavamo al ristorante, quindi ordinavo qualcosa.
E poi comunque vedevo che passavano dei piatti di pasta e dicevo con il mio amico, dicevo, quello che cos'è? E fa, quella è l'entrecôte. Con il Sì, ma contorno, vabbè, ma c'era la pasta. è un contorno. Esatto, quindi allora voglio capire, non c'è proprio nessun piatto, un riso piuttosto che uno spaghetto, piuttosto che non facciamo può capitare. sì, capita perché cambiamo la carta molto spesso in base alle settimane, in base alla stagionalità, quindi capita di avere delle paste in carta, ma ciò non mi obbliga a farla solo perché sono italiano e tutto quant'altro. Voglio dire, quando decidiamo con la squadra, ne parliamo e magari ci passa per la testa di voler fare un piatto di pasta e mettere in valore un piatto di pasta piuttosto che qualche altra cosa, allora sì, in quel caso facciamo ciò. Però voglio dire, l'Italia non si vede solo da questo, non si vede solo dalla pasta, dalla pizza, dai soliti cliché che poi gli altri ci impongono, ma l'Italia si vede da un po' no, la sensibilità che io metto nel creare i miei piatti, passando per i ricordi di infanzia, non caricando troppo le ricette con grassi che non fanno bene, diciamo. Quindi è una cucina molto mediterranea. Utilizziamo per esempio, come la triglia la facciamo con la mozzarella di bufala, il lardo di colonnata, quindi utilizziamo comunque una bella parte di prodotti italiani, però come ti dicevo, non per forza il fatto di far pasta o non fare pasta ti fa pensare che io comunque utilizzi un po' l'Italia. No, ci sono tante altre mille cose che io poi aggiungo nelle mie ricette per dare questa originalità tra l'Italia, la Francia che mi ha adottato, tra virgolette, perché sono 10 anni che vivo qui, e il Giappone che è la nazione che mi ha sempre affascinato. Ho avuto il piacere di lavorare lì in diversi ristoranti stellati, e sono 3 volte che vado, 3 volte che faccio bagaglio culturale e professionale di queste esperienze e che poi porto qui con me in cucina. Guarda, ci vai di vero. Sì, quando chiudiamo qui, quindi ho 2 mesi, diciamo, no, di vacanza, quindi cerco un po' di ispirarmi, di fare dei viaggi, perché è molto importante affacciarsi sulle altre culture, sulle altre ricette, quindi questo ti dà fonte di ispirazione. Bene, quindi un piatto da provare assolutamente qui da te. Noi facciamo la ricciola che è maturata 20 giorni, quindi viene frollata in una cave di frollatura, no? È lo stesso principio che si adotta per la carne, però lo adottiamo al pesce in maniera leggermente un po' diversa, però lo stesso principio, quello di far seccare il pesce, di perdere tutti i liquidi che non servono, diciamo, al gusto e tutto quant'altro. Noi la serviamo con una salsa fatta a base di fagiolini verdi e asparagi fermentati che voilà, nei mesi dove c'erano gli asparagi li abbiamo lasciati fermentare per diversi mesi e abbiamo estratto il loro succo di fermentazione, che aggiungiamo poi alla salsa finale che è a base di fagiolini. Accanto mettiamo dei fagiolini bianchi e dei fagiolini verdi, delle fragole verdi e fragole bianche in pickles, qualche erbe marine, la Celtius che sarebbe marine, cos'è erbe marine sarebbe salty fingers, salicornia, alghe, voilà, quindi è un piatto molto estivo, molto fresco, che nei suoi equilibri trova poi l'umami che noi cerchiamo su tutti i piatti. Adesso non spieghiamo nei particolari cos'è l'umano, è il massimo del piacere, diciamo così. Quindi poi voi inventatevi qualcosa che possa rappresentare questa cosa, che chiude la nostra intervista. Quindi complimenti a Francesco Festa, come dicevo appunto ci rappresenta appunto all'estero,
Ecco, ci non proviamo necessariamente con un tris di al paste, massimo. ecco, quindi, ecco, che No, è no. sempre molto, molto, chiaramente molto interessante, ci mancherebbe, quindi a risentirci per altri chiaramente successi. Grazie.